Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena, siamo prossimi al via della prima corsa, il premio Verdurì, una prova per i puledri di 2 anni. Qualche problemino per Ecate SL che deve sistemare i finimenti, sembra tutto a posto, lo starter aziona i lampeggianti e va a chiamare a sé i 5 concorrenti di questa prima corsa, una prova per 2 anni sul doppio chilometro. Vincitori da 1.000 a 11.000 euro in carriera, in realtà intorno ai 4.000 euro le somme vinte dei più ricchi, che sono Hector Francis ed Ecate SL. Carriere speculari per loro, un primo e un secondo posto nelle 2 uscite in carriera. Si va in partenza con il numero 1 Hector Francis, Andrea Farolfi, 2 E Voilà Sì, Gabriele Ballotta, 3 Ecate SL, Antonio Di Nardo, 4 Erba Holz, Roberto Vecchione, 5 Elena Selfs, Andrea Vitagliano. L'allenamento inizia a completarsi lungo la curva di destra, molto attaccata al mezzo meccanico Ecate SL che prova a partire, all'interno è velocissimo Hector Francis che contiene la rivale. Hector Francis ed Ecate SL, i due più attesi in lotta sin dallo stacco della macchina, con Hector che si installa al comando all'imbocco della prima curva, ripiega in seconda posizione Ecate SL. In terza posizione E Voilà Sì a precedere Erba Holz, mentre alla retroguardia c'è Elena Selfs. I primi 200 metri di Hector Francis che se ne vanno in rallentamento in 16,5. Hector in vantaggio, Ecate nella sua scia, poi E Voilà, quindi ancora Erba ed Elena. Fila indiana con il favorito che ha preso la testa e ora rallenta ulteriormente il ritmo al primo passaggio davanti alle tribune, 32,7 per i primi 400 metri di corsa. Hector Francis che guida nei confronti di Ecate SL, poi sempre E Voilà Sì a precedere Erba Holz e Elena Selfs. La corsa ovviamente non subisce scossoni dopo 600 metri passati in 49,6, con il favorito che ha tutto vantaggio di andare piano, l'avversaria che attende per il momento gli eventi, e così il primo giro si va a completare in questo istante in 1,5,5 con un altro paletto intorno al 16. Sempre in vantaggio Hector Francis con Andrea Farolfi che per il momento fa tutto facile, Ecate SL è sempre lì nella sua scia in attesa del momento più propizio per provare a dare l'attacco, 1,26 per il primo chilometro e quindi anche la metà gara. Davanti alle tribune per l'ultima volta prima dell'arrivo Hector Francis è in vantaggio, Ecate SL è sempre lì nella sua scia, poi E Voilà Sì un paio di lunghezze, ancora Erba Holz ed Elena Selfs, queste ultime due si muovono dalle retrovie, c'è 15,5 davanti alle tribune, 1,36,2, i primi 1200 metri di corsa, inizia ad accelerare ora in progressione Hector Francis, Erba Holz si avvicina ai primi, la curva passata in 15,6, è in vantaggio Hector Francis, Ecate SL che rimane lì nella sua scia, non anticipa la risalita da parte di Erba Holz, gli altri sono più indietro, è una lotta a 3 per la vittoria quando siamo ormai a 400 metri dalla conclusione. La dritta opposta alle tribune passata in 14,5, 2,7 scarso il miglio, in vantaggio Hector Francis, Erba Holz che prova a progredire all'esterno, Ecate SL in attesa del varco per sprintare, la piegata conclusiva passata dal leader in 14,8, è in vantaggio Hector Francis nei confronti di Ecate SL, cala Erba Holz, Hector Francis nel finale stacca e vince al minimo dei giri. Hector Francis, Andrea Farolfi e Walter Zanetti portano a casa la vittoria, al secondo Ecate SL, al terzo Elena Selfs sulla rottura di Erba Holz. 2,35,6 sul mio cronometro, poco più di 1,17 il ragguaglio. Hector Francis che si fa un altri 200 metri di gas, Andrea Farolfi, Walter Zanetti, Vincenzo Santaniello, la connection del figlio di Nadal Shiba e Pandaz di Mazval che porta a casa la prima corsa dal Savio di Cesena, la seconda vittoria in carriera in 3 tentativi.